Posto tutti attenti. Deposizione della corona. Avanti. Attenti. Onore ai caduti. Allora, grande famiglia, abbiamo appena depositato la vostra corona, la corona di Rete Veneta e di Veneti Schiacciati dalla Crisi, però in un centenario così importante, dove sono morti migliaia di ragazzi, trovavamo giusto lasciare un simbolo, un messaggio. E quale miglior messaggio di una bandiera di fiori, che indica anche forse un po' di pace. Io ringrazio veramente tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, sono anche emozionata che abbiamo posto questo simbolo importante, è il nostro simbolo, è la bandiera italiana, e spero in un futuro migliore. Grazie grande famiglia, se volete venire a vedere la vostra bandiera è qua, l'ho appena deposta, e grazie a tutte queste famiglie che hanno perso i loro ragazzi, i loro genitori, i loro padri di famiglia, a queste mamme e papà che non avranno mai pace per la perdita dei loro figli. Cosa si prova in un momento, abbiamo visto, così solenne? Emozione a non finire, perché su questo luogo dove migliaia e migliaia di giovani soldati hanno dato la vita per il proprio credo, ricordarli è un nostro dovere, e non è un dovere esclusivamente di associazioni d'arma, ma di ogni cittadino, perché non ricordare il passato, la storia ci insegna che col tempo lo si può rivivere. Quindi è un dovere di tutti ricordare, ripeto, ricordare e ricordare, perché quel passato sia la storia sì vissuta dai nostri padri, ma che sia di esempio per tutti noi per vivere in una pace duratura e in democrazia. Che messaggio dobbiamo lasciare ai giovani? Cosa devono ricordare? Noi dobbiamo onore e memoria ai caduti e dobbiamo, come valore civico, ricordare i nostri ragazzi di oggi, ai ragazzi del 99 di oggi, alle nuove generazioni, che in questi luoghi, in questo luogo sacro alla patria, si sono celebrate le battaglie più cruente in nome di quei valori che loro dovranno testimoniare e valorizzare, soprattutto credere, perché in un contesto di pace e di democrazia non dobbiamo essere figure assenti, esterne, neutrali, ma dobbiamo credere, venire, partecipare. Cari ragazzi e ragazze, venite qua. In questo luogo si impara cos'è la storia, in questo luogo si impara cos'è il rispetto per le persone. Gruppo ANA di San Biagio di Calalta, anche loro due alpini oggi presenti. Un saluto. Pensare che qui ci sono 23.000 ragazzi mi viene la pelle d'oca e mi emoziono, e grande onore ai caduti. E cosa diciamo a questi ragazzi che non ci sono più? Che sperino che non succedano mai più queste cose, perché al giorno d'oggi sarebbe un dramma per tutti. E adesso siamo con rappresentante dei bersaglieri. Come nipote di un combattente della Prima Guerra Mondiale, è un onore per me essere qui a Cimagrappa a ricordare tutti quelli che non sono tornati a casa, come mio nonno, questi 23.000 caduti
è un monito che non ci siano più guerre, per i giovani che dovete continuare questo ricordo, perché noi abbiamo una certa età, tutti quelli che siamo qua, e i giovani devono ricordare i loro nonni e bisnonni che sono qua, che sono caduti per loro. Grazie. Oggi non ci facciamo mancare proprio niente. Indovinate chi c'è vicino a me. Si presenti. Antonia De Rossi di Crespano del Grappa, sono arrivata la settimana scorsa dall'America, Dallas, Texas, e mio nonno è morto nella prima guerra, Pietro De Rossi. Mi fa molto incredibile che sono qua a ricordarlo in questa giornata. Cosa vuol dire salire questi gradini sapendo cosa ci aspetta di vedere? È una cosa incredibile, la libertà che abbiamo oggi, i ragazzi che la libertà che hanno da oggi, la devo ringraziare a loro. È una cosa incredibile per me essere qui oggi. E cosa vuol dire vedere una bandiera italiana di fiori? Ah, mi schiaccia il cuore. Davvero una cosa incredibile per me. Adesso siamo con Mario Sabadì, che è un nostro volontario, un volontario dei Veneti Schiacciati. Perché tu, Mario, cosa farai tutte le mattine? Perché Mario tutte le mattine viene qui all'ossario. Cosa fare? A tenere in ordine questo luogo meraviglioso e naturalmente anche ad annaffiare la bellissima bandiera di fiori di Rete Venta dei Veneti Schiacciati dalla crisi. Ecco, perciò abbiamo anche la fortuna di avere un nostro volontario che innaffierà questi fiori sperando che arrivi gente a ricordare, ma soprattutto tanti giovani. Perciò Mario, questi fiori, ti prego, devono durare a lungo. Certamente dureranno a lungo, ogni mattina avranno la mia proprio particolare attenzione. Buonasera, buonasera grande famiglia di Rete Veneta, buonasera a tutti i telespettatori che questa sera sperano siano in tanti, si sintonizzano su questa meravigliosa rete. Avete visto cosa vi ho fatto vedere? Questi ricordi struggenti, queste meravigliose persone che hanno perso la vita per riuscire a migliorare questo mondo. Ma ci saranno riusciti. Questa sera ne parleremo con ospiti che qualcosa, penso, ne sappiano qualcosa in più di quello che potrei dirvi io. Ve li presento subito. Allora, Manuele Bozzetto, buonasera, Presidente Federazione Provinciale Fante di Venezia, che avete visto anche nelle immagini, accompagnato da Giuseppe Simonetto, Presidente Nastro Azzurro, bersagliere di Rosà. Mentre dall'altra parte abbiamo due alpini, come mancavano, non potevano mancare gli alpini. Allora, Rizzetto Danilo, alpino, della sezione ANA di San Biagio di Callalta, e Biadene Dorino, sempre alpino, della sezione ANA di San Biagio di Callalta, che ringraziamo. Allora, come avete visto queste immagini, eravamo tutte emozionati. È stata una giornata meravigliosa, guardate, c'era un'emozione su queste bellissime montagne che abbiamo, su questo massiccio del Grappa, ma su questo ossario, che è la nostra storia, la storia di tanti, e speriamo che con tutti questi raduni, con queste foto che vi abbiamo fatto vedere, con questi servizi, abbiamo un po' risvegliato questa un po' indifferenza, chiamiamola così, purtroppo, che ormai questa società avvolge. Secondo lei cosa bisognerebbe fare per coinvolgere ancora di più le persone, soprattutto i giovani, a capire e a vedere cosa vuol dire morire per la patria? Erano giovani, giovanissimi, che hanno proprio lasciato il loro segno su questo ossario, perché là c'erano i loro corpi. A lei cosa vuole dire, Presidente? Sì, intanto ringrazio, saluto tutti, rappresento Vicenza come federazione e vorrei dire che l'esperienza più bella l'abbiamo fatta con una classe, una terza, acconciatura dell'Irigem, con sede a Rosà e a Bassano. Ringrazio la direttrice Caterina e l'insegnante Elena, perché proprio attraverso questa esperienza le ragazze, secondo me, hanno potuto apprendere quel qualcosa che nessuno mai le ha raccontato. Quindi il messaggio, qui parliamo di Valmagnaboschi, poi potremo anche approfondire, però se noi andiamo da Valmagnaboschi, le montagne nostre, il Pasubio, l'Ortigara, il Monte Grappa,
Caporetto, comunque tutto il fronte bellico, credo che giustamente le nuove generazioni siano ascoltate, non le hanno mai studiate. I libri di storia nelle scuole si fermano purtroppo molto prima, fanno dell'altro. Per cui il fatto che queste ragazze e questi ragazzi abbiano attenzione, interesse, e anche la domenica quando vanno in gita o vanno a far festa o vanno comunque a divertirsi, pensino che stanno calpestando dei luoghi dove sotto pochi metri di terra o sotto quelle pietre, quei santuari, quei monumenti, quei tempi ossari, di fatto ci sono ragazzi e ragazze della loro età che 100 anni prima, neanche conoscendo dove andavano a combattere, a morire, lo hanno comunque fatto immolandosi per un ideale. Noi adulti, federazioni, associazioni combattentistiche d'arma, società civile, abbiamo veramente nel centenario, ma non solo, perché abbiamo anche il 101, 102, 103, attenzione, abbiamo giustamente, come dicevi tu, il dovere di parlarne. Soprattutto di informarli. Di informarli, cioè diventa cronaca quotidiana, cronaca di vita, quotidianità. Per cui io credo che loro sono anche generazioni molto attente, come queste ragazze hanno ben dimostrato, nel momento in cui un adulto si siede accanto e comincia a raccontare. Sì, però noi vediamo anche, indipendentemente da questo meraviglioso ossario, che voi avete visto il nostro volontario, lui non è che sia volontario che va a pulire l'ossario, è stato assunto dal comune di Bassano e lui svolge questo lavoro e tenendo sempre in ordine. Però noi abbiamo visione di molti ossari con l'erba alta, abbandonati. Allora questo non è una mancanza di rispetto? Come si fa a non trovare i soldi per tenere puliti questi proprio ricordi? Perché sono quelli i ricordi che noi abbiamo, gli ossari. Come mai, Presidente, c'è poca attenzione, secondo me, da parte dello Stato, che deve intervenire lo Stato? Perché diciamo sempre, ma i comuni, sì, è vero, ma dovrebbe esserci anche lo Stato che interviene. Io sto ancora aspettando la risposta che abbiamo fatto per visitare questo ossario di Fagarè, che deve ancora arrivare perché la domanda non era corretta. Ma allora, da parte di chi dovrebbe avere proprio la massima attenzione per questa pulizia che dovrebbe essere doverosa? Guardi, io credo che purtroppo abbiamo avuto dei cattivi esempi, dove la mancanza dello Stato per volontà politica o burocratica, non sta a me dirlo, se noi pensiamo al Parco Ragazzi del 99, che proprio grazie a Rete Veneta, ai Fanti e agli Alpini, è stato rimesso a nuovo, quindi con dignità e decoro, dai volontari. Tutti assieme? Tutti assieme. Perciò avete fatto rete, avete fatto squadra? Sicuramente, esattamente, e quindi il volontariato e le persone che hanno dato il loro tempo hanno rimesso a nuovo, e con l'amministrazione comunale di Bassano, attenzione, però hanno rimesso a nuovo un monumento dove appunto le erbacce, ormai come dire anche le insegne e tutto erano in decadenza, era quasi un segno dei tempi. Dico purtroppo, io non ho una risposta, dico solo che molte volte negli slogan elettorali, nelle campagne elettorali, nei vari comizi, tutti ci riempiamo la bocca di tante cose e poi dopo, se non ci fosse il volontariato e quindi gente che dà il proprio senso civico e responsabilità, probabilmente l'Italia farebbe una pessima figura. Sì. Mi consenta solo, nei fine settimana, essendo l'esercito ormai un esercito di professione, no? Quindi il venerdì pomeriggio questi smontano. Se noi andiamo dal Pasubio all'Aiten, a Bassano, al Tempio Ossario, al Grappa, sono i volontari che tengono aperto nei weekend. Sì. E questa è un'altra questione che andrebbe sottolineata. Adesso invece io mi avvicino a Giuseppe Simonetto, che è il presidente Nastro Azzurro Bersaglieri di Rosà. Noi abbiamo sentito l'inno italiano, però abbiamo sentito anche il silenzio. Io so che lei conosce la storia del silenzio, perché tanti questa canzone l'hanno sentita, però il significato e come è nata penso che tanti non lo sappiano. Se lo vuole spiegare? Sì, lo spiego in poche parole. Da una rivista del Bersagliere, di un paio d'anni fa, è stata scritta la storia proprio del silenzio, come è nato. Sentiamo. Dunque, se qualcuno ha assistito a un funerale militare o una cerimonia commemorativa, ha ascoltato il suono del silenzio. Deve conoscere la sua storia. Il suono procura un groppo in gola e generalmente fa piangere. Ma conoscete la vera storia di questa musica? Tutto ebbe inizio nel 1862, durante la guerra civile americana, quando il capitano dell'esercito dell'Unione, nordisti,
Robert Ellicombe, con i suoi uomini si trovava presso Harrison Landing nello stato della Virginia, mentre l'esercito confederato sudisti era vicino a lui dall'altro lato del campo di battaglia. Durante la notte il capitano Ellicombe sentì alcuni gemiti di un soldato ferito nel campo, senza sapere se era dell'Unione o della Confederazione. Decise di rischiare la sua vita per aiutare il soldato ferito e dargli assistenza medica. Arrancando tra il fuoco nemico, il capitano raggiunse il soldato e lo trascinò fino al suo accampamento. Quando finalmente giunse tra le proprie linee, scoprì che il soldato era un confederato, ma purtroppo era già morto. Il capitano accese la sua lanterna per vedere il viso del soldato nella penombra. Improvvisamente restò senza fiato e paralizzato. Si trattava del proprio figlio. Il ragazzo stava studiando musica nel sud quando iniziò la guerra. Senza dire nulla a suo padre, si arruolò nell'esercito confederato. La mattina seguente, e col cuore distrutto, il padre chiese il permesso ai suoi superiori di dare al suo figlio una degna sepoltura con tutti gli onori militari, nonostante egli fosse un soldato nemico. Il capitano chiese se poteva contare sui membri della banda militare che suonava per suonare al funerale del figlio. La sua richiesta fu accolta parzialmente. Per rispetto del padre gli concessero un solo musicista. Il capitano scelse un trombettiere per suonare alcune note musicali che aveva trovato nella tasca della divisa del defunto. Nacque così la melodia indimenticabile che oggi conosciamo come Taps, che sarebbe il silenzio. Io la ringrazio, Presidente, sento anche un po' di emozione nella sua voce leggendo queste righe, perché veramente l'emozione è tanta. Io vedo che lei proprio la sta vivendo. Quel giorno con noi che abbiamo deposto quella bandiera, eravamo, ho detto prima, tutti emozionanti, ma quello che faceva emozione era vedere il rispetto delle persone che erano vicine a noi e che erano diverse, nel vedere questo posizionamento della bandiera, il rispetto per questa bandiera. Lei ha vissuto con me questa emozione? Certo, sì. A Cima Grappa si è sempre emozionati. Siamo su un luogo, diciamo, che lo sentiamo dentro di noi. Lo vediamo al mattino, la prima cosa che vediamo il Monte Grappa e là i ricordi tornano ai nostri nonni, bisnonni che hanno lottato, combattuto e altro. Secondo lei far vedere, come dicevo prima, queste immagini, raccontare le storie, perché tanti parlano ma le storie non le conoscono, quanto importante è per smuovere questa indifferenza, questa apatia che si diceva anche prima, ormai avvolge la società, bisogna ricordare, la storia non deve essere dimenticata. No, la storia non si deve essere dimenticata, non si deve dimenticare, si deve aiutare i ragazzi delle scuole a incominciare a aiutarli a conoscere la nostra storia, il nostro passato. E con questo la scuola, come diceva il Presidente, i ragazzi devono, gli insegnanti, sui libri di storia non c'è perché sono giovani, cominciano quando sono più avanti negli anni e poi la società corrompe questo e corrompendo questo non fanno più. Un plauso noi dobbiamo farlo anche agli alpini, questo meraviglioso popolo, perché siete un popolo ormai, che si sposta in continuazione per non lasciare i ricordi che vengono seppelliti, diciamo. Voi ricordate in continuazione, c'è un volontariato enorme che gira attorno a queste vostre sfilate, a questi vostri raduni, ma soprattutto quando siete vicini agli ossari, cosa provate? Parliamo con lei. Beh, diciamo che quando andiamo a visitare un sacrario, è brutto dire ossario. È brutto, è vero, però è quello. Ecco, diciamo pure sacrario perché è un luogo sacro. È un luogo sacro come una chiesa. Anche lui si emoziona, vedete? Sì, sono parte integrante, diciamo pure, del sacrario di Fagarè. È ben per questo che noi alpini, in collaborazione con l'Onor Caduti, con l'ANA di Treviso, la sezione l'ANA di Treviso, e con l'ANA
di Milano praticamente, dove c'è la presidenza. Si è concluso un contratto con l'Onor Caduti per poter fare la guardiania al Sacrario di Fagarè, che da non tanti anni a questa parte la domenica veniva chiusa. Abbiamo un'affluenza di persone che ogni domenica ci viene a visitare e noi siamo orgogliosi di poterlo tenere aperto, perché vediamo che c'è un ricordo soprattutto dalle persone che vengono da tutta Italia, vengono a visitare, cercare se ci sono dei loro parenti, e naturalmente troviamo qualcuno che li trova. Li trova perché o per sentito dire dai propri genitori o addirittura su qualche rivista che gli vengono tra le mani. Qui a Fagarè abbiamo 10.542 caduti. Pensate, sentite che numeri questa sera diamo. Sì. Abbiamo più militi ignoti che salme ricomposte, e questo purtroppo lo possiamo toccare con mano. Noi alpini ogni domenica 2 persone accompagnano i visitatori e diamo informazioni alla struttura, ai morti, alla guerra, soprattutto del solstizio, che oggi, 24 giugno, si potrebbe dire che si stava concludendo nella soddisfazione di tutti i fanti vivi allora, che in questa giornata notavano il ritiro delle truppe austro-ungariche che ritornavano oltre il Piave. Il 24 giugno è una data significativa, come una data significativa potrebbe essere il 17 novembre del 17, quando dopo la disfatta di Caporetto gli austro-ungarici cercavano di invadere la pianura padana e si appostavano lungo il Piave, 150 chilometri di confine. Succede che proprio nel nostro territorio, nel comune di Breda di Piave, c'è stato il battesimo del fuoco. E l'emozione ritorna grande. Allora parliamo un po' con Biadene finché il Presidente si respira un pochino, perché io chiamo tutti i Presidenti, perché per me stasera devono essere chiamati, sono tutti Presidenti, voi non avete idea quanto lavoro, quanto impegno, ma proprio spontaneo del cuore che fanno queste persone. Allora Biadene, anche per lei vedere queste immagini, sentire queste parole, secondo lei i giovani, se noi chiediamo 24 giugno, 17 giugno, risponderanno a queste domande oppure sono all'oscuro, la scuola fa poco, insegna poco, cosa vuole dire? Sì, la scuola non è che fa tanto, però dipende anche dai genitori, la storia, bisogna portarli, bisogna accompagnarli a questi monumenti, fargli capire, far vedere perché sono morti, spiegargli. E io quando vado su un monumento così mi viene sempre il pelo d'oca e le lacrime agli occhi, perché mi emoziono tanto, ma anche quando vado con l'inno, specialmente. Noi lavoriamo tanto come alpini, siamo tanto volontari, diamo tanto volontariato a queste cose, però vediamo pochi giovani. Ma come mai secondo lei? Perché forse non c'è più il servizio militare, non appartengono più a dei corpi precisi, allora sono un po' più distaccati? Manca anche un po' questo servizio militare che c'era prima. Secondo lei farebbe bene allora un po' di servizio militare? Un bei 6 mesi non farebbe male. Non sono neanche tanti, se guardiamo bene. Minimo 6 mesi non farebbe male. Anche per dare un po' che ci manca
Ma cos'è che vi genere. spinge e che avete tutte queste persone che poi quando voi sfilate sono veramente tante che vi guardano ore e ore, noi vediamo con le nostre trasmissioni che vi riprendono, proprio abbiamo degli ascolti incredibili, la gente incollata che guarda in continuazione la sfilata. Cos'è che voi riuscite a trasmettere, poi lo chiederemo anche agli altri, ma specialmente agli alpini che hanno questo enorme popolo che vi segue in continuazione? Perché siamo un corpo che siamo dappertutto, specialmente con calamità, con qualsiasi bisogno, siamo sempre pronti, siamo sempre in prima linea. Siete sempre Infatti in prima anch'io ho linea. fatto parte della protezione civile e sono sempre, quando ci sono calamità, sono di qua, di là, sono sempre reperibile. E questo vuol dire tanto anche però quello che mancano i giovani, mancano tanto i giovani. Ma voi pensate tanto anche agli italiani, perché io mi ricordo quel giorno che è stata fatta la colletta nei vari supermercati, una parte di voi era andata a portare una casetta ai terremotati, voi avete preso questa casetta, l'avete comprata e l'avete portata direttamente a queste persone. Perciò voi siete dappertutto, ma con fatti concreti, con cose concrete, che la gente forse riesce a capire proprio questo valore che avete. Infatti anche la raccolta alimentare che facciamo ogni anno l'hanno data, io ringrazio, chapeau, l'hanno data sempre agli alpini perché il corpo non per memorizzare anche gli altri corpi, però è un corpo che è sempre dappertutto e dà un po' di fiducia adesso. Però passiamo dall'altra parte. Allora Presidente, come mai questi alpini, con tutto rispetto per tutte le altre, per carità, niente da dire, hanno questo popolo che li segue? Secondo lei cos'è che trasmettono? Che dalle altre parti ce n'è, ma non con questi numeri. Sì, allora secondo me i Fanti come associazione nazionale nasciamo nel 1920, per cui all'indomani dell'evento bellico. Però sicuramente gli alpini hanno fatto un qualcosa forse in più, nel senso che sono entrati un po' nella testa della gente, delle persone, forse perché in qualche maniera anche dopo il secondo evento sono scesi in piazza, hanno sfilato prima di noi. Io credo che quello che dicono gli alpini presenti, e gli fa onore, sempre più però devono pensare in prospettiva al fatto che non c'è più la naia e che alcune generazioni vanno un po' avanti negli anni con rispetto. Allora è bello forse anche pensare assieme. Se io penso a Riempimi di gioia, qualcuno di Vicenza per esempio, c'è un'iniziativa a dicembre fatta assieme nei supermercati per accogliere tutto quel che serve alle persone sicuramente in difficoltà. Però dico una cosa, i Fanti purtroppo, pur avendo avuto i loro morti, in tante battaglie, se guardiamo i numeri, non hanno avuto al tempo stesso negli anni la stessa capacità e volontà di esserci e che la gente li percepisca come tali. Dico anche di più, molte cose vengono fatte con gli alpini, per esempio a livello di comunità locale. Se pensiamo a sfalcio erba, scuole materne, servizi sociali, di volontariato, di assistenza, case di riposo, penso ad Angeli Berici. Ma soprattutto quando c'è una calamità sono i primi a partire. Certo, loro sono anche più organizzati, gli va dato atto. Numericamente sono più numerosi e questo va detto. Forse i Fanti hanno fatto, se permettete, più un lavoro in ombra, cioè essendoci comunque nelle comunità, a fianco di sindaci, amministrazioni, popolazione e volontariato, più in loco. Loro hanno più una prontezza operativa per esserci. Sentiamo anche a Simonetti il parere dei bersalieri. I bersalieri sono pochi. Sono pochi. Siamo una località alpina, le associazioni sono piccole, tra di loro si mettono assieme pur di esserci in qualche parte. Io non faccio parte della presidenza dei bersalieri del mio paese, cercano in qualche modo di fare e di aiutare qualcosa nel loro piccolo, perché i numeri sono numeri. I numeri sono numeri. Gli alpini, tanto di cappello, sono in tanti, zona alpina, danno perché sono di più, come dice il Presidente, perché è anche lo spirito di corpo e tutto, noi siamo in pochi. Non siamo Però zona. ci siete. Cerchiamo di esserci. Ecco. Perdonami, posso anche ricordare le patronesse
Certo. Queste sì le abbiamo, Le donne diversamente patronesse. ad altri. Questo qua ce lo concedete. Quelle patronesse sono quelle donne che ci accompagnano, hanno una loro federazione provinciale, Nadia Giacomoni, hanno poi la Maria Assunta Perdoncin che è addirittura al nazionale come commissario, lavorano tantissimo, io devo dire che ci sono nel volontariato veramente con una presenza significativa, sono un bel esempio, però giustamente siamo percepiti meno, c'è meno visibilità rispetto sicuramente a tanto lavoro. Però penso che per il futuro ci sarà lavoro per tutti. Beh, secondo me l'importante è fare squadra, cioè essere Certamente. sempre uniti, indipendentemente ognuno nel proprio ruolo, nel proprio lavoro, però essere uniti e fare rete e soprattutto dialogare tra di voi. Però noi questa sera non ci siamo mancati l'ospite, che è il chitarrista Franco Scoblar, che noi ringraziamo. Buonasera Franco, grazie di essere venuto. Sentendo queste parole, anche lei, cosa prova? Perché musicista, cultura, però cosa si prova a vedere queste immagini, sentire queste parole, questa commozione che viene proprio dal cuore? La sofferenza che è stata vissuta da loro, le atrocità che hanno passato, chiaramente. Penso anche il dispiacere di notare come nelle scuole in effetti questi grandi esempi, questa nostra storia sia stata troppo spesso messa da parte, oppure non segnalata in maniera opportuna, sempre un po' vissuta così, i bersaglieri, gli alpini, no? In una maniera un po' così. Ci vorrebbe un po' più di vicinanza, in effetti, cercare di rendere, anche perché i giovani al giorno d'oggi sono molto distratti più da un sistema che è molto più consumistico, che porta a vedere gli effetti, le azioni, queste cose, però porta poco dentro ai valori che in effetti sono nella nostra patria, giustamente tanto di più in momenti come adesso, che i confini sono un po' così, sarebbe giusto che tutti quanti avessero più una valutazione più concreta, più reale del valore della nostra storia e delle guerre e delle sofferenze che abbiamo. Però Franco, noi abbiamo visto e sentito quanto la musica può incidere anche a una manifestazione, a un così importante, sentire l'inno nazionale, sentire il silenzio, cioè la musica è importantissima per trasmettere le emozioni. Come mai anche voi fate così fatica ad avere dei finanziamenti, cioè se fate parte della cultura? Come mai Franco, secondo lei, questa poca attenzione? Sì. Perché chiaramente c'è un sistema che preferiscono che la gente sia già finanziata da se stessa, che uno arrivi col prodotto già fatto. Una volta c'erano più i produttori a case discografiche che promuovevano l'artista, invece adesso l'artista deve promuoversi da solo, deve avere un capitale proprio, deve saper gestire, deve saper fare da manager, da paroliere, da public relation e deve portarsi un po' avanti tutta la storia dell'Ambradam da solo. Tra l'altro c'è moltissima concorrenza, per cui insomma sono tanti. Come? È sempre più dura. Sì, in un certo senso, dopo chiaramente, volendo vivere come professione, il discorso è molto, molto difficile, insomma ci vogliono delle spalle robuste, diciamo, perché questo Senta, Franco, lei la questa musica sera essenzialmente resta una passione. Questa sera lei è qui come chitarrista. Sì. Cosa ci farà sentire? Qual è la musica che lei suona? Un po' di tutto, ho fatto un po' di ricerche, passavo dal blues a Hendrix, sono partito negli anni 60 con i Beatles, per cui via là andando avanti ho suonato un po' di tutto, preferisco la musica acustica, infatti sono qua con la chitarra acustica e questa sera proporrò 2 o 3 brani, dei quali uno è mio, uno di alcuni miei amici e poi un brano, diciamo, conosciuto a livello internazionale di Jethro Tull, ecco così. Senta Franco, come musicista, adesso sta facendo il nuovo governo, tutti quanti si danno da fare, cosa chiederebbe lei per far sì che la musica entri nelle nostre città, nelle nostre piazze, nei nostri teatri soprattutto, perché deve entrare questa musica bellissima che abbiamo, come mai? I musicisti ci sono, non è che mancano, no. Anzi al giorno d'oggi ce ne sono più che ai nostri tempi. Ai miei tempi, quando ho cominciato io, ero più un pioniere, adesso la maggior parte suonano tutti, voglio dire,
per cui non è che mancano i musicisti, mancano forse le occasioni, che veramente mancano i capitali, le strutture, perché le strutture, le organizzazioni, perché per fare le cose a un certo livello, le organizzazioni, e anche persone che abbiano un discorso da fare, che sia un discorso valido, insomma. Allora, siccome questa sera avete visto la puntata è proprio su questo centenario bellissimo che bisogna ricordare, perché a mio avviso è stato ricordato poco, questa puntata lo farà. E partiamo col prossimo servizio, che è la Grande Guerra Campanile. È l'unico campanile in Italia ancora funzionante che intona l'inno del Piave. L'altro, a Moriago della Battaglia, è fermo da tempo, ma qui a Santa Croce sul Montello, ogni giorno alle 12 e alle 15, si rinnova con il tocco delle campane il ricordo dei tanti che combatterono sulle sponde del fiume sacro alla patria. E qui a Santa Croce in particolare si ricordano i giovani che in quel 1917, dopo la rotta di Caporetto, vennero arruolati ancor prima di essere considerati adulti. Quei ragazzi della classe 1899 che la storia consegnerà come la miglior gioventù in trincea per l'Italia. È passato un secolo da quei tragici giorni, ma il campanile continua a ricordare le loro gesta, assieme a quelle dei fanti, degli artiglieri, degli alpini, che proprio oggi, 100 anni fa, respinsero definitivamente gli austro-tedeschi nell'offensiva del solstizio. E qui, a ricordarli con l'inno composto di getto da un impiegato delle Regie Poste di Napoli, è diventato simbolo della nuova Italia realmente unita dalla vita di trincea, c'è Giovanni Bortolini, il campanaro di Santa Croce e del Montello. Senta, ma per lei cosa significa far suonare questo inno? Non lo racconta, ma si emoziona ogni volta che attiva il meccanismo che da oltre 70 anni ripete lo stesso rito, un carillon che Bortolini ha imparato a riparare da solo in un volontariato dedicato ai ragazzi del 99 che è diffuso in tutta questa piccola comunità del Montello. Quante volte le chiedono di suonare l'inno del Piave? Dipende. Ma non c'è tanta gente che sa? Sì, c'è gente che lo sa, però troppo pochi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontarvi non l'oggetto di una famiglia, ma di una intera comunità che lo custodisce con la volontà di mantenerlo vivo per le future generazioni. Ed è in fondo questa la preoccupazione di Giovanni il Campanaro, perché dopo di lui al momento non c'è più nessuno che saprà aggiustare il carillon del Piave e dei ragazzi del 99. Danilo, allora l'emozione continua perché abbiamo visto anche il campanaro quanto si emoziona, ma è peccato perdere queste tradizioni, questi suoni. Cosa si potrebbe fare, Danilo? Perché se perdiamo questo campanaro non è possibile che noi non sentiamo questo meraviglioso ding dong del campanile. Questo è un problema che purtroppo rimarrà irrisolto perché non c'è un susseguirsi di persone che le possono ricordare in modo come sono state fatte e ricordare anche per quale motivo. Però non è anziano questo campanaro, potrebbe insegnare ancora a qualche ragazzo, possibile che nessuno abbia voglia di imparare a suonare e far suonare il campanile? Bisognerebbe trovarli proprio con la passione per fare queste cose. Ce ne sono comunque, ce ne sono, però dovrebbero avere una certa tradizione anche di rispetto per quello che è successo e per il motivo che vengono suonate. Io ritornavo al discorso di prima, che l'emozione non è che sia guidata ma è spontanea la mia. Bene, vorrei dire questo, ritornando sempre al 17 novembre, c'è stato il battesimo del fuoco nel nostro territorio, nel comune di Breda di Piave, al Mulino della Sega. I ragazzi del 99 hanno risposto con vera passione, rimandando indietro il nemico, e da lì si è segnata la voglia di vincere degli italiani. Ci sono state tante altre scaramucce, naturalmente a Zenson, per venire da questa parte, eccetera, però diciamo è stato segnato molto ma molto forte questo avvenimento del 17 novembre al Mulino della Sega. Erano i primi ragazzi del 99.
E Dorino, è il Piave, cosa vuol dire il Piave per noi che siamo qua nel territorio, ma anche per trasmettere ai ragazzi questo importante, meraviglioso fiume? Io mi ricordo che non tantissimi anni fa non c'era neppure la scritta Piave, fiume sacro alla patria. È stato messo da poco, se pensiamo alla storia che ha il Piave. Allora anche questo disinteresse non fa sì che anche il ragazzo che ci passa dica: ma come mai questo fiume non ha anche il cartello fiume sacro alla patria? Cioè dovevamo arrivare nel 2014, 13, no, 2012 sicuro, per mettere questi cartelli per ricordare cosa è successo? Il Piave è un fiume sacro, esatto. Però se non si spiega ai ragazzi cos'era il Piave, cosa è passato, è stato un confine il Piave, è storia, ma se non si spiega bene la storia, ma colpa è anche, forse anche nostra, non è detto anche dei nostri genitori, tutto un insieme di cose, dei nostri insegnanti che non si spiega più di tanto. Che mancano tanti... I nonni che mancano forse, sì, ecco, i nonni, che sono più nelle case di riposo e meno nelle famiglie. Mi ricordo mio nonno, mio papà che ha fatto la guerra della Russia, una reduce di Russia, quando andava per le scuole a spiegargli, i ragazzi piangevano quando spiegava. Allora vedete che ci sarebbe questo interessamento. Però adesso quelli non ci sono più, sì. Quelli non ci sono più e qua dovrebbe essere insegnanti, dovrebbe spiegare bene la storia, cosa è successo, cosa è stato il Piave. Ma forse una volta anche nelle famiglie c'era più unione, adesso uno mangia un'ora, uno mangia un'altra, non c'è più il pranzo, c'è solo la cena. Mancano anche i valori. Mancano tanti i valori. Qua volevo arrivare, i valori. Mancano i valori. E cosa fare per ritornare un po' un passo indietro e riprendersi questa cosa che è il valore di vivere, di esistere, di conoscere? Non è facile perché il benessere porta anche a queste cose. Dopo dipende sempre dai familiari, sempre tanto però c'è poco tempo. Adesso il lavoro porta via, non è più come una volta. Minnovò combatta forse anche. Anche quello. Simonetto, lei cosa dice? Per ritornare ai valori, per riprendere questo meraviglioso nome che è il valore, l'etica. Non manca solo il valore, oggi manca anche la morale. La morale, l'etica. Il rispetto verso le istituzioni, il rispetto verso le autorità. La corsa, questa è la corsa che stiamo correndo, non come bersaglieri, ma la corsa verso un futuro di velocità, di fretta, di lavoro, perché c'è tanto da fare, non c'è tempo da andare a fare questo, andare a fare quello, e questo porta a questa cosa. Noi a Rosà, il 24 agosto di quest'anno, è l'anniversario della canzone del Grappa. È stata suonata per la prima volta a Rosà, a Villa Dolfin. Era presente 100 anni fa, naturalmente, il re, le massime autorità dello Stato e dell'esercito. Ecco, pensate. Facciamo questo a ricordo di questa canzone, perché questa canzone, dopo l'inno nazionale, è il Piave, il Montegrappa è l'altra canzone più famosa. Allora, anche questa sera noi col nostro chitarrista che mi accompagnerà, io leggerò questa lettera struggente che mi è stata concessa dal presidente appunto dei Fanti, perché è una lettera che veramente dobbiamo leggere e dobbiamo ricordare. Ospedale da campo, novembre 1917. Cara Maria, amore mio, è dolce scrivere il tuo nome su questo foglio stropicciato. La mia mano trema, ma pensare a te mi regala un po' di luce in quest'inferno infinito. Sapessi quanto è lunga la notte, non passa mai, mai, mai. È atroce la mia notte. Resto qui, sospeso tra i sogni e l'incubo che non mi lascia solo un istante. Il dolore alle gambe è lancinante, senza tregua. Sento una lama conficcata nella carne, ma quale carne poi? Non ho più le mie gambe. Maria, le ho lasciate sulla montagna quella sera, strappate come stracci. C'era la luna, lo sai. Giovanni ed io ci guardavamo, interrogandoci con gli occhi. Giovanni scriveva alla sua zitta, Rosalba, che lo aspettava laggiù, in Sicilia. Scriveva anche poche righe al giorno, un pezzetto e nient'altro, perché diceva, finché scrivo sono vivo. La sogno, vedo il suo sorriso.
Gli parlavo dei tuoi occhi chiari come un lago di montagna, dei tuoi capelli dorati come il grano di un'estate. Gli parlavo dei tuoi baci furtivi, dell'abbraccio dal quale ogni sera non volevo staccarmi mai. Parlando sorridevo e Giovanni diceva che mi si illuminava il volto. È vero, mi si illuminava la vita. Raccontavo incessantemente, mi sentivo meno solo. L'ultimo giorno, quel maledetto giorno, gli confessai il segreto che mi avevi svelato sottovoce alla stazione poco prima della mia partenza, il nostro segreto. Portando la mia mano sul tuo ventre, mi avevi sussurrato dolcemente: saremo in 3, torna presto, ti aspettiamo. Com'eri bella, Maria, giovane e bionda come un angelo. Eri il mio destino ed il mio futuro. Mi hai donato il tuo amore, la tua tenerezza, i tuoi sogni, tutta te stessa. Mi hai fatto il regalo più bello, la speranza. È stato un attimo, tutto è successo in modo fulmineo. La luce della luna, che era la nostra lanterna, divenne improvvisamente un fulgore di fiamme, mentre bagliori rossi insanguinavano la notte. Il silenzio fu squarciato da 1000 esplosioni, una dietro l'altra, una sopra l'altra, ovunque, fu l'inferno. Ci arrivarono alle spalle, senza far rumore. Ho ucciso 2 uomini, amore mio. Mi aspettavo un nemico diverso, con una faccia diversa. Vidi un ragazzo come me, spaventato come me. Diverso era solo il colore della divisa. E poi un altro dietro di lui, 2 ragazzi come me, con una divisa simile. Che faccia ha il nemico, Maria? Ho sentito un fruscio, ho avuto solo il tempo di voltarmi e di puntare la mia arma, il mio giocattolo letale. Li ho visti cadere all'indietro, con un grido strozzato che mi è rimasto dentro, un eco che risuona ancora cullandomi come una nenia imbevuta di colpa. Potrei mai perdonarmi, amore mio? Ho ucciso 2 uomini, prima di sentire il fuoco alle gambe, prima di vedere il buio negli occhi. Non tornerò a casa, anima mia. Lo so, l'amputazione è stata inutile. Nel delirio ripercorro con le menti il tuo profilo, perché la morte che mi dorme accanto non mi rubi anche il ricordo di te. Accarezzo con le dita della memoria il tuo volto radioso, più e più volte per stamparti nel cuore. Non tornerò, Maria, come non tornerà Giovanni, saltato in aria coi suoi fogli per Rosalba ancora da finire. Da me resterà questa lettera per te. Su quella montagna ho lasciato tutti i miei sogni, ho lasciato i miei 20 anni, a chi vorrà raccoglierli, a farne fiori. Portami nel cuore, amore mio, per sempre. Io porterò con me i tuoi occhi e quelli di un figlio che non conoscerò mai. Come sei bella, Maria. Per te, solo per te, fino all'eternità, Alberto. Ecco, io penso che leggere queste lettere sia doveroso, assolutamente importante per far capire quante donne, quante famiglie hanno perso i loro cari, non li hanno più visti, questi bambini che non hanno mai visto il loro papà, perciò io penso che dovremmo farlo più spesso, perché sono ricordi proprio reali, queste sono lettere vere, che fortunatamente abbiamo la fortuna di aver raccolto, Presidente, che lei giustamente mi ha dato, ma quante lettere ci saranno in giro che potremmo leggere e potremmo ricordare? Cosa dice, Presidente? Io dico che sono un patrimonio di umanità. Anche lei è emozionato, sì. Perché come si fanno a emozionarsi? L'abbiamo letta, l'ha letta Moreno, un ragazzo di poco più di 20 anni, di Cesuna di Roana, 2 domeniche fa a Valmagna Boschi, tra tantissime persone. E io ricordo il silenzio, la commozione, il rispetto. Penso che questa è la vera pedagogia della storia, di quell'umanità che è stata annegata, che è stata vilipesa, che è stata offesa e, come diceva lei, 100 anni dopo fa vibrare veramente dentro. Perciò vuol dire che se noi ritorniamo e facciamo un passo indietro e cominciamo a ricordare, a far vedere questi documentari, a far leggere queste lettere, come lei, come il Fanti, che mi hanno dato anche altre lettere che io leggo tutti i sabati mattina, penso sia veramente importante. Ma lei, bersagliere, guardate che bello che è questo bersagliere, guardate con quanto onore porta questo cappello. Cosa vuol dire ricordare, leggere queste lettere? Bene, io mi sono trascritto con l'aiuto del figlio, certo, per ricordare i caduti, tutti i caduti. Tutti i caduti. E allora, letta al giorno d'oggi,
Allora, si possono citare tante lettere, scritti, parole, frasi, difficili da capire a 100 anni di distanza, perché fuori da questa che è ormai la nostra realtà. Ma forse ricordarli è qualcosa di diverso e di capire com'era un giuramento che voleva dire tutto, un giuramento che voleva dire la vita. Allora ricordiamoli, non solo per la strenua difesa, ma anche per gli eroismi dell'attacco, in un ideale che non tutti percepivano come tale. Tutti chiamavano patria. Loro hanno dato ed erano pronti a dare tutto ciò che potevano e noi dobbiamo dare loro almeno la promessa di non dimenticarli. Lei ha detto che ha scritto queste righe con suo figlio. Sì. Perché ha detto questo con mio figlio? Quanto è importante avere il figlio a fianco? Al giorno d'oggi è fatica avere un figlio che possa seguire un po' i pensieri del papà, del nonno. Lui non ha conosciuto. Ma quanti anni ha questo figlio? 31 a ottobre. Ecco. Lui, diciamo, ha nel cuore l'Italia. Posso dirlo? Perciò lei ha trasmesso a suo figlio i valori di mio padre. I valori di suo padre, del nonno, ecco, e che sono stati trasmessi, ma anche la moglie è importante. La moglie mi segue nelle varie manifestazioni, ecco. E sono contento di questo, perché non è facile portare la moglie a queste adunate, ad ogni modo sono felice di questo. E voi alpini invece le mogli le avete quasi sempre vicino, molte vi seguono, molte donne seguono queste adunate. Diciamo che noi rasentiamo il divorzio ogni volta che diciamo devo andare a un'adunata, devo andare a una riunione, perché siamo molto impegnati. Certo. Le donne ci seguono molto e ci Vedo tengono. Biadene che fa così con la testa, vuol dire è vero. Anche sua moglie. Anche sua moglie, vedi? E i figli? E i figli, beh oddio, i figli hanno altre attività. Sì. Io ho un figlio che è un vigile del fuoco, quindi è impegnato non da poco, non da poco questi vigili del fuoco che io veramente ammiro sempre, perché sono delle persone meravigliose, indipendentemente dal lavoro che fanno, ce l'hanno proprio dentro, anche il vigile del fuoco. Io mi ricordo quel giorno, quella sera che ho premiato tutte le forze dell'ordine, però quando ho premiato i vigili del fuoco, scusatemi, per me era un'altra storia, ma no, perché rischiano la vita per poche lire, perché hanno dei stipendi bassissimi, eppure lo fanno con un trasporto, con una dedizione, da salvare anche un gatto, loro arrivano subito, perciò fa parte del loro la solidarietà, indipendentemente dal lavoro, e questo è importante. Allora, torniamo alle donne e ai figli. E lei, Biadene, cosa mi dice della sua donna e dei suoi figli? Sì, beh, mia moglie... Che salutiamo tutte le mogli degli alpini, dei fanti, dei bersaglieri, di tutti quanti. Mia moglie è orgogliosa, ma è da qualche anno che viene assieme. Sì. Perché noi alpini eravamo come la vive queste adunate? Benissimo, è orgogliosa di venire. Infatti è venuta anche a Vittorio Veneto, si organizza dei pullman e come è andata a Vittorio Veneto? Bene. C'era tanta gente, vero? Sì, tanta gente e tanta emozione. Emozione che là, sì. Ma quando si finisce tutto e si ritorna a casa, perché voi veramente ne fate tantissime, cosa si prova a lasciare dietro le spalle queste meravigliose giornate e ritornare nella propria casa? Cosa si rivive quando si va a letto? Qual è l'emozione più grande? Intanto rimane di bei ricordi dove che si va alla donata. Dopo si spiega ai figli che dopo qualcuno fa caso, qualcuno anche no, perché gli alpini vanno là solo per mangiare e divertirsi. È vero che ci divertiamo. Ed è anche giusto. Perché là c'è gruppo, non c'è distinzione siamo tutti amici. E c'è sempre festa. È classico. Però noi alpini siamo orgogliosi e siamo sempre pronti, insomma, nel senso che ci dopo rimane, ricordo che trovi di amici che era a fare prima il militare con te,
È bellissimo, le adunate sono... Ma voi poi trasmettete una cosa che io vedo, la sicurezza, Sì. perché le persone che non le vedi mai da nessuna parte, che parlavo anche ieri, c'era una domenica proprio terribile, nel senso che le strade erano deserte, Sì. con voi la gente partecipa, Sì. esce dalle case, viene nelle piazze, cosa che fa raramente, perciò anche questa forma di sicurezza che voi trasmettete è molto importante. Sì, perché l'alpino non ha questioni di politica né religione, è libero a tutto, è sempre pronto a qualsiasi persona, nel senso che dove va non crea sempre aiuti, nel senso che aiuta sempre la gente. Serenità. E tanta serenità, noi abbiamo sempre tanta allegria, e non porta a certi disordini. Danilo, cosa vuol dire trasmettere tranquillità? Sicurezza. Sicurezza. Trasmettere sicurezza vuol dire essere accompagnati da qualcuno che aiuta, che può aiutare. Noi vediamo che siamo sempre i primi a partire. Protezione civile, disponibilità verso gli anziani, Sì. verso i ragazzi. Siamo disponibili a tutto gratuitamente, perché non lo facciamo a scopo di lucro. Siamo impegnati anche a questo, siamo impegnati volontariamente e senza chiedere. Certo. Quello che ci arriva dopo naturalmente sarà un qualcosa che ci dà onore e che ci dà rispetto. Ma questi raduni così ravvicinati, questi adunati, come mai? Perché un tempo fa non era così, adesso invece vediamo sempre di più. Voi avete forse capito che la gente ha bisogno di vedervi? Diciamo che c'è il richiamo, Eccolo. c'è il richiamo dei compagni d'armi, con la possibilità di trovarne qualcuno, è molto difficile, però se ritroviamo un volto che assomiglia a qualcosa di 20 anni fa, ci si sente subito legati a dire: tu dove hai fatto il militare? E poi diciamo questo, noi alpini nel cappello abbiamo tutto. Abbiamo tutto perché abbiamo la penna, abbiamo una nappina, abbiamo il reggimento dove appartevamo, come il mio è il 3° reggimento artiglieria da montagna, c'è anche il gruppo Udine, e in più nella nappina c'è una sigla, reparto comando dove ero io, però assieme c'è la 17, la 18, la 34, quelle lì sono le batterie del gruppo, e quando uno cammina lo vedi subito: tu hai fatto il militare a quel mezzo? Sì, di che anno? Ero del 53, ah porca miseria, non trovo più quelli del 67. Ecco. Ce ne sono sempre meno. D'altra parte. E ritorna la commozione. Allora, intanto che c'è questa commozione che qua dentro questo studio aleggia, noi guardiamo il prossimo servizio, che è la rievocazione del solstizio. La battaglia di Colmoschine del 16 giugno di 100 anni fa, l'assalto degli arditi del 9° reparto e le retrovie della battaglia del Solstizio lungo il fronte del Grappa tornano a vivere per 4 giorni a Bassano, Solagna e Pove. 100 anni sono un appuntamento con la storia, e sul Colmoschin si va a valorizzare quello che i migliori uomini di allora, i primi volontari, gli arditi, fecero con eroismo, con capacità militare, ma che cambiarono realmente sorte dell'Italia. Da lì iniziò poi la vittoria che portò a Vittorio Veneto. Clou delle celebrazioni saranno le 2 giornate di sabato e domenica, con la cerimonia a Colmoschin e la rievocazione storica a Pove. Uno che arriva a Pove troverà Pove 1918, gli abitanti vestiti con gli abiti dell'epoca, avremo i muli che passeggiano per le vie, le salmerie, gli alpini, gli arditi, tutti come se fossero nel giugno del 1918. La rievocazione, diventata ormai tradizione, è stata inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni regionali per il centenario ed è sostenuta da Palazzo Balbi con 20.000 euro di finanziamento. Quest'anno sarà preceduta da un'alzabandiera solenne sabato mattina sul Colmoschin, cui parteciperanno il ministro degli affari regionali Erika Stefani e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Farina. Una lezione di storia patria che continua a parlare al Veneto di oggi e alle generazioni di domani.
se si fosse rotta la diga del Grappa, le truppe austro-ungariche avrebbero per primi verso Bassano e poi tranquillamente anche il resto della pianura veneta. Così non fu, grazie senz'altro all'impegno di moltissimi soldati che sacrificarono spesso anche la vita. Ricordarli è un dovere. La guerra da qualunque parte venga osservata è sempre una sconfitta, perché è la sconfitta della ragione, del dialogo, del buonsenso. Noi queste cose le facciamo per ricordare chi ha dato la vita, per farci stare un po' meglio. Allora penso che Bozzetto, lei deve dire qualcosa, Presidente, in merito a queste immagini che abbiamo visto. Sì, anche perché abbiamo partecipato sicuramente a questi eventi e quindi c'è anche il momento in cui tutti assieme dobbiamo sicuramente testimoniare. Io vorrei solo anche ricordare altri due aspetti. Rispetto al valore della testimonianza, Enrico Vanzini, 96 anni, sopravvissuto a Dachau, 350 persone a Enego, dei bambinetti della materna agli adulti, testimone all'Enego Malcesine del 15 di luglio. Altro aspetto che vorrei aggiungere, non dimentichiamo le donne, perché le portatrici carniche o quelle donne anche su tra Valmagna Boschi e poi il Grappa che andavano a rifornire i soldati, che andavano come madri a essere presenti nei luoghi di battaglia rischiando la vita, perché poi l'aspetto dell'alimentazione, del soccorso, del sostegno, dell'aiuto era altrettanto importante. A proposito anche di emozioni, credo che in quei luoghi abbiamo celebrato madri che andavano verso figli non loro naturali, ma verso figli loro che in quel momento lì erano al fronte. E un'ultima cosa, ricordando Pove, ero ieri, ricordando il solstizio, ricordando il Grappa, sai una cosa che mi fa sempre pensare, il centenario deve essere un monito, non la chiusura, non è uno scenario, un sipario che si chiude, ma penso che abbiamo il dovere, grazie a queste trasmissioni, a questi momenti, a queste iniziative anche condivise, di lanciare una prospettiva, perché altrimenti c'è il rischio che la dimenticanza, una cosa passata che non ci riguarda più, troppo vecchia, troppo antica, sarebbe la morte civile e morale, ma sarebbe anche dimenticare questi ragazzi e queste generazioni. Certo. Simonetto, però parliamoci e diciamo la verità, è difficile raggiungere questi sacrari, sono strade impervie, delle volte poco curate, poco accessibili. Secondo lei, anche qua non dovremmo fare qualcosa in più, un passo avanti anche due, per avere proprio questa fruibilità di queste strade, di questi percorsi che a volte veramente ti fanno un po' a stare col fiato sospeso e ci arriverò lassù? Diciamo che i sacrari, come dicevo prima, sono un po' abbandonati. Sì. Quest'anno con il centenario qualcosa si è mosso di più perché ci sono tantissime manifestazioni. Però io ho un'idea, ogni scuola di un paese dovrebbe prendersi carico di un monumento, di un ossario, se l'ossario è grande, più di una scuola, più di una classe, e con questo come davanti alle nostre case, se ognuno tiene pulito davanti alle nostre case, le vie sarebbero migliori, pulite, e invece pensa il comune, pensa il vicino, pensa là. E la stessa cosa è arrivare su questi luoghi, già difficili di per sé arrivare, perché bisogna dire anche questo, gli ossari, mi sembra che siano 30 tornanti l'ossario del Grappa, il sacrario del Grappa. So che io giravo, dicevo ma arrivo o non arrivo, sono 30 tornanti, però tutto sommato diciamo adesso che è stata ripristinata la strada, anzi invito invece il nostro musicista, chitarrista a prepararsi, perché fra poco chiuderemo questa prima parte con un suo pezzo. Allora cosa dice Presidente? Bisognerebbe proprio mettere qualcosa in più, qualcosa... Facciamo un appello, visto che il governo speriamo scriva qualcosa. Cosa vorrebbe chiedere? Che appello vorrebbe fare, Presidente? L'appello è quello che dicevo prima, la scuola di ogni una scuola di ogni paese qui della Pedemontana, perché qua è stata la guerra, si prende a carico di andare, di vedere, così portano i ragazzi, così capiscono la fatica di andare sul posto, tener pulito questo e con questo insegnare a loro quello che è successo là e perché è successo. Allora noi chiudiamo la prima parte con il nostro chitarrista Franco,
che ci accompagnerà con un bellissimo brano. Mi raccomando, poi non cambiate canale perché vedrete ancora delle cose interessantissime. Rimanete sul 18, Rete Veneta. Bene, allora vi porto dai monti, vi porto un po' verso il mare. Vi presento questa canzone che è stata composta dai miei amici con i quali che abbiamo registrato assieme e si chiama Un sogno in mezzo al mare. Bene. Storni di uccelli si levano mentre la mia barca esce dal mare. Noi gabbiani sul mare mentre la mia vela comincia ad andare. Lontano è la città con i suoi 1000 rumori e solo un motore che ha il piacere di farmi svegliare da un sogno in mezzo al mare. Andare lontano nel tempo, spaziare nell'immensità, senza pensare un momento a quello che ci aspetterà. Staccare la propria vita, lo so sarà duro tornare, ma a volte può anche servire se hai voglia di ricominciare. E presto saremo in città e torneremo a lavorare e la nostra serenità resterà qui a veleggiare, un sogno in mezzo al mare. Riempi la tua anima, amico, riempila di cielo e di sole, e fai come ti dico, non smettere mai di sognare, se nere nubi all'orizzonte cercano di farti deviare, tu devi puntare diritto, non farti mai spaventare, e il sole dentro di te deve splendere in mezzo alla gente, e il cielo che nei tuoi occhi mai nessuno resterà indifferente, come un sogno in mezzo al mare. Tra pochissimo, non cambiate canale.